Linea dura contro i fomentatori della rivolta di Vittorio Veneto. Dopo la clamorosa protesta dei profughi lungo l'Alemagna, il sindaco Roberto Tonon aveva chiesto alla prefettura la cacciata dei sobillatori. Ebbene, la risposta non si è fatta attendere. I carabinieri hanno identificato e denunciato una decina di manifestanti. Le ipotesi di reato sono in corso di valutazione, ma si tratterebbe degli immigrati accusati di aver istigato le barricate e di aver causato il blocco del traffico. Chiaramente chi ha creato un disagio alla popolazione adesso verrà visto, è stato denunciato e provvederemo anche all'allontanamento. Accoglienza sì, ma nel rispetto delle regole, anche se il Viminale ha rimproverato il Veneto per la scarsa collaborazione. Non puoi vivere sull'emergenza in questo caso, anche perché poi alla fine, come abbiamo visto, crei della tensione tra la popolazione e gli emigranti stessi. Non mi sembra sia questa la strada più corretta. Una delegazione di migranti è stata ricevuta nella sede della CGIL, dove è stato affrontato il complesso intreccio di rivendicazioni all'origine della manifestazione, lamentele per la qualità dell'ospitalità, come sottolinea questo 32enne del Mali: quando uno si ammala deve comprarsi le medicine. Per prendersi la medicina per il raffreddore i soldi non ce l'hanno e più devono fare anche il resto, e quindi è un falso clamoroso che si dice che prendono i soldi a sbaffo. Non tutti hanno titolo a chiedere lo status di rifugiato, per questo domandano almeno un documento provvisorio per poter trovare lavoro, come spiega questo 25enne della Guinea. Qualsiasi impiego, qualcosa che ci permetta di mantenerci. Quelque chose quand même qui nous permette di gagner l'argent. Ci sono perfino offerti di dare una mano al comune di Vittorio Veneto per qualche piccolo lavoro sulle strade di manutenzione, perché loro tutto vogliono fare tranne che rimanere lì fermi in quel centro a non far nulla e ad aspettare la burocrazia italiana. Comunque sia, la vicenda ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nella Marca. Chiediamo sempre ai cittadini di non fare loro la giustizia, ma di segnalare alle forze dell'ordine. Ma niente pattuglie dell'esercito. Il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che i militari possono essere chiesti solo per la vigilanza fissa.